Nessuno strappo nel governo, la riforma si farà in tempi brevi, anzi brevissimi. Il premier Giuseppe Conte getta nuova acqua sul fuoco e garantisce che l'autonomia sarà presto realtà. Ma tra Lega e 5 Stelle la tensione rimane palpabile e la rabbia per lo stop imposto dai grillini non si placa. Rabbia, guardi, ma sicuramente sì, però non c'è rassegnazione finché ci sono io. Qui si parla di autonomia, non esiste che non si rispettano i veneti, non esiste che si viene meno la parola data, visto considerato che 2.328.000 veneti hanno celebrato un referendum, ci sono andati e quindi è giusto che arrivi la risposta. Punto e basta, non ho altro da aggiungere. Presidente del Veneto che si attendeva dopo la firma del contratto di governo un iter più spedito per l'autonomia, caposaldo del programma leghista. Sinceramente tutti ci aspettavamo una velocità un po' più diversa, però è pur vero che adesso lo devono portare a casa. Se questo governo non porta avanti l'autonomia vuol dire che tutti abbiamo perso e arriverà qualcun altro che poi la porta avanti, ma io tifo perché sia questo governo, il nostro governo, a fare l'autonomia. Il premier Conte è tornato a mettere l'accento sull'interesse generale da salvaguardare da nord a sud. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Inutile mettere sempre davanti la carota degli interessi nazionali, perché nessuno lede gli interessi nazionali e l'unità nazionale con questo progetto. Piuttosto mi aspetterei qualcuno che dice: ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? A lei sembra normale che bisogna andare in treno, in pullman, in macchina, in aereo fuori regione per curarsi? Se accadesse in Veneto io non esisterei neanche più. Le sembra normale che i ragazzi del sud abbiano meno possibilità di formarsi nelle scuole rispetto ad altri ragazzi? Che cos'è? Colpa di chi va bene? Se mal comune è mezzo gaudio, io mi chiamo fuori da sta roba. Allora, fatto salvo che l'interesse nazionale è rispettato, dateci l'autonomia.